Allora, rieccoci, dopo do la parola che deve fare una precisazione, Maria Pistrello. Un attimo solo, c'è una telefonata. Pronto? Sì, pronto. Da dove chiama? Dalla provincia di Ferrara. Sì, dica. Mi chiamo Carlo, sono il solito Carlo. Carlo, dica signor Carlo. Io dico che noi italiani dobbiamo svegliarci, dobbiamo scendere in piazza per rivendicare per riprenderci i nostri diritti che ci hanno portato via gli stranieri. Io dico quello, visto che la politica pensa soltanto agli stranieri, dobbiamo scendere in piazza noi. Sabato 8 marzo alle ore 16 in tutti i comuni piccoli grandi d'Italia, alle ore 16, sabato 8 marzo, tutti in piazza per rivendicare, per riprenderci i nostri diritti. Va bene, grazie del suo intervento. Non c'è nessuno del PD lì? Non c'è nessuno del PD? No, abbiamo del sindacato, quindi... Perché volevo dire due paroline a qualcuno dei no, mi dispiace. E comunque magari ne trova, se segue la trasmissione domani sera verso le 21, ci sarà sicuramente qualcuno del PD, c'è il talk show serale condotto dal nostro giornalista Tullio Trivellato, può telefonare. Volevo farvi una domandina a quelli ai signori del PD. No, al sindacato non c'è partito. Grazie ancora. Ci tengo a dire che sono diversa io. Certo. Grazie molto, gentilissima. Allora, riprendiamo il discorso che ci sta proprio bene come quello che diceva. Ringrazio l'ascoltatore perché ha detto 8 marzo e mi è venuto in mente che l'8 marzo è la giornata internazionale della donna e lo so che non c'entra con quello che stiamo dicendo, ma colgo l'occasione, visto che sono qui oggi, proprio per gli auguri a tutte le donne che ci stanno guardando. Invece non mi voglio sottrarre perché è giusto dare le informazioni giuste, la domanda che faceva la signora sempre di prima, che diceva rispetto al suo problema, invece per gli extracomunitari vengono qua, gli si dà subito la pensione sociale e poi se ne vanno al loro paese e se la godono liberamente. In effetti la signora ha ragione perché per quanto riguarda questa norma era stata introdotta dal governo tanti anni fa. Poi se ne sono accorti dell'errore che avevano fatto perché era nata non con queste intenzioni, all'epoca tra l'altro l'immigrazione non aveva i numeri che ha oggi e l'hanno tolta. Oggi come oggi, ma ormai da qualche anno, i cittadini extracomunitari stranieri che abitano nel nostro paese, solo se hanno la carta di soggiorno, cioè hanno più di 10 anni di residenza nel nostro paese, hanno diritto ad avere l'assegno sociale, naturalmente devono avere 65 anni e 3 mesi, però poi devono per obbligo mantenere la residenza nel nostro paese perché altrimenti perdono questo diritto e so che l'INPS fa proprio gli accertamenti, su questo è molto fiscale. Prego, deve aggiungere qualcosa. Sì, su questa roba degli immigrati, perché la questione immigrazione torna periodicamente e viene anche brandita in maniera, secondo il mio punto di vista personale, molte volte strumentale da certe parti della politica per buttargli la croce addosso. Gli stranieri possono rappresentare un problema come adesso, nella fase attuale in cui siamo in crisi, perché sono persone che sono state chiamate in Italia per lavorare. E guardate che il maggior afflusso di stranieri in Italia si è avuto durante il periodo in cui il ministro degli interni era un certo Maroni, il quale con le famose quote annuali ha fatto entrare un numero inverosimile di persone perché le aziende assorbivano manodopera. Ed assorbivano manodopera, guarda caso, a basso costo, che magari si accontentavano di meno di quello che volevano gli italiani e magari lavoravano pure in nero, con metà pagati in bianco, metà in nero. E questo non era certo a favore del lavoratore, era a favore del proprietario, dell'imprenditore. Quindi qualche responsabilità, al di là di tutto, c'è anche da parte di chi su quelle persone ci ha lucrato. Ora si dà la colpa all'immigrato. Certo, l'immigrato oggi che non ha un lavoro è un problema, bisogna trovare il modo di risolverlo. Per il resto cercheremo di vedere. Però guardate, su queste cose bisogna sempre che noi partiamo da un dato.
In questo Paese noi abbiamo avuto e ci abbiamo tuttora ed è presente un debito pubblico che è mostruoso. Oggi si è perso il conto, siamo oltre il 130%, che sono una marea infinita di soldi e su quel debito pubblico paghiamo i famosi interessi che sono suscettibili, secondo lo spread, ad aumentare o diminuire. Ricordiamoci bene questa cosa, perché quella è la palla al piede che noi ci portiamo dietro e se anche qualche politico fa finta che non c'è quello, quello rimane. Ora, certo, chiunque può dire, io i debiti non li pago. Sì, si può anche fare, uno può decidere, però sa bene che uno che non paga i debiti tanto commette un reato e poi viene perseguito dalla legge in tutte le modi ma io credo possibili. che i cittadini nella situazione di esasperazione attuale, poi rispondiamo al discorso della cassa integrazione in deroga, se riusciamo a dare una risposta anche a chi è in questo momento in cassa integrazione, si è esasperato dalla situazione che continua a non trovare rimedio e soprattutto si è esasperato dal fatto che non si fanno questi famosi tagli. I tagli possono servire o non servire, ma tagli importanti, non lineari come sono stati fatti finora sulle pensioni, ma su figure apicali che devono... Ieri stavo per puro caso... seguivo una trasmissione televisiva, anche Ballarò si può anche dire, perché tanto è nota, dove facevano, se non sbaglio era proprio quella, mostravano delle figure apicali che prendevano cifre mostruose, si parlava veramente di tante 700.000 non sono tagli, quella è decenza, esatto. E io dico, a un certo punto, poi giustamente anche la Will ha fatto delle indagini a tutti i report, ce li ha anche portati in trasmissione, di centinaia di migliaia di persone che prendono cifre spaventose, altro che 1 milione di euro, 700.000 euro, 600. A un certo punto i cittadini ormai queste cose le hanno sapute perché si sono diffuse, non si vuol fare niente perché non si sta facendo niente, non ne possono più. I 500 euro di pensione, i disoccupati che ci scrivono continuamente in cassa integrazione, eccetera. Basta, ne hanno raggiunto la colma. Il debito c'è, allora tu, che so io, 1.500, 3.000 persone le lasci a casa, che si portano a casa questi soldi, avranno la banca, il conto in Svizzera strapieno, potrebbero campare fino a morte, non li separi, e noi avremmo avuto un segno importante nel nostro paese di un'azione forte. Quello si aspettano i cittadini e invece passiamo di governo in governo in un modo o nell'altro senza nessun tipo di situazione. Io vi do la parola proprio perché siamo in chiusura. Per quel che riguarda la cassa integrazione possiamo dire qualcosa o non siete gli organi competenti? Per quello del 2013 sì, dovrebbe essere certo il pagamento perché c'è stato per il febbraio 2014? Quello per il 2014 è aperta la discussione. È aperta la discussione, perché i fondi stanno decidendo come utilizzarli. Voi sapete tutta la polemica sulla tassazione del patrimonio immobiliare in Italia. Prima l'IMU che è stata tolta, però i soldi se non li prendiamo là, qualcuno deve spiegarmi dove li andiamo a prendere. Un po' li prenderemo in prestito dalla Cassa Depositi e Prestiti, che voglio ricordare, sono i nostri risparmi depositati nelle poste, certo garantiti dallo Stato, però un po' si prendono là, ma poi guardate che sulle tasse è ora di finirla di fare demagogia. E poi... Non si può pensare che siano i pensionati e i lavoratori dipendenti a pagare il 90% di quello che è l'introito della tassazione IRPEF. Ma quando si tocca la casa, attenzione che si tocca la casa di questi pensionati, di questi lavoratori dipendenti, guardate, che non riescono neanche più a respirare. Prodi aveva fatto una legge che tassava l'ICI, che tassava le case, però aveva posto una soglia di esenzione che i lavoratori che si erano costruiti la loro casetta, piccolino, non la villa di Arcore, ma una casetta con il loro piccolo giardinetto, con l'orticello, erano esenti. Pagava chi la casa o chi aveva tante case, che erano un reddito, perché è una cosa diversa avere una casa e averne 2, 3, 4. Per i miei figli, l'hai costruita per i figli, la dai ai tuoi figli, diventa la prima casa per i figli e si conta il reddito dei figli. No, la devo tenere io perché non si sa mai. No, non è così, è che il passaggio di proprietà costa un sacco di soldi, sono migliaia di euro, purtroppo anche quello è un altro problema che si apre, è il passaggio di proprietà. Però sappiamo che, a parte che sono cambiate le norme, non è più come una volta, però i problemi ci sono, da qualche parte bisogna pagarle le cose. Poi è vero che bisogna intervenire sugli sprechi e nello Stato ce ne sono tanti, nella burocrazia ce ne sono tanti. Qualcuno deve spiegare perché bisogna continuare a fare documenti cartacei quando dappertutto si dice che debba essere
tutto dematerializzato. Perché bisogna mantenere il sistema per tutte queste milioni di persone. Credo che sono 500, una cifra pazzesca, che sono gli esuberi nella pubblica Ti amministrazione. faccio fare uno scoop. L'INPS paga 411.000 pensioni di pensionati che se ne sono andati all'estero. Perché all'estero pagano meno tasse e con 1.000 euro vivono non da nababbi, ma dignitosamente in paesi dell'Europa. Poi c'hanno anche ragione, a un certo punto. C'hanno anche ragione, però anche quella è ricchezza che portiamo via. Sì, ma quella è costrizione. Io conosco queste persone, certo, anche qui non anche vivevano, noi la conosciamo. qui non vivevano, poveretti, però i numeri con 1.000 cominciano... euro lo campi. E c'è chi piglia 500, Noi conosciamo pensionati che pigliano 500 euro e vivono, sopravvivono. Certo, non hanno tanto da fare, hanno la casa del comune e sopravvivono, pagano le loro bollettine. Corretto, no, per carità, siccome noi saremo da parte della categoria che non beccherà un euro, dovremmo andare nello Zimbabwe a vivere, per cui attenzione, se neanche quell'euro non ce lo girano nello Zimbabwe, andiamo a fare non so che cosa. Continueremo questi discorsi, grazie ancora allo SPCGL, ricordiamo che vi aggiorneremo per quel che riguarda la modulistica in arrivo, eccetera. Ricordatevi quindi le scadenze, comunque se avete dei problemi ci sono le sedi dello SPCGL in ogni territorio provinciale e i CAF naturalmente che possono sopperire alle eventuali domande o necessità. Grazie ancora dell'ascolto, a presto.